Le braccia al cielo di Stefano Pirazzi sono l'epilogo della giornata rosa. L'azione da finisseur del ciclista laziale, la ciliegina sulla torta, il premio per il pubblico che fin dal primo pomeriggio si è assiepato lungo il viale della Vittoria a Vittorio Veneto, lungo le asperità di Cadelpoggio e nel tracciato che dal Feltrino ha portato al territorio trevigiano la corsa. Un successo di pubblico, un abbraccio che una delle province più ciclistiche d'Italia ha voluto tributare alla corsa a tappe. La 17ª frazione, 204 i chilometri in programma, è partita da Sarnonico ed è stata contrassegnata dall'azione A5, un trampolino di lancio per l'azione decisiva per la conquista di tappa di Pirazzi. Una grande affermazione, una vittoria ottenuta alla maniera forte. Ma il Giro d'Italia non è solo la corsa e l'arrivo, è anche una sfida a trovare il posto migliore per scattare una foto, per attirare le attenzioni, per arrivare in bicicletta nel posto più difficile. Viva Copi! Viva Bartali! Viva Gino! Una giornata d'attesa per pochi minuti di show e poi il cerimoniale rigorosamente a base di prosecco e la consegna della maglia rosa a Nairo Quintana da parte del governatore Luca Zaia. Un applauso per il padrone del Giro d'Italia, questa è per la seconda volta la maglia rosa. E poi via di nuovo in sella sognando i campioni e sperando in un'altra giornata di grande sport.